Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Va ora in onda Una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno e benvenuti, bentrovati. Ciao Federico, siamo di nuovo qui tutti insieme, sia chi ci ascolta per radio e sia chi ci guarda dal canale 252 del digitale terrestre oppure dalle dirette Facebook e YouTube. Allora, voi sapete che Una gemma in cucina fa un po' riferimento al mio nome perché io mi chiamo Gemma, quindi la gemma del titolo sono io. Ho fatto un po' questo giochino, abbiamo fatto, diciamo, ideando il titolo della trasmissione, però poi ci sono le gemme forse più importanti anche di me, che sono le gemme della cucina innanzitutto italiana, che noi scopriamo man mano, puntata dopo puntata, attraverso le varie rubriche della trasmissione. Sono rubriche che ci guidano lungo un filo conduttore, cioè come riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri, e ho sempre usato apposta questa parola antica. La ricetta secondo me prevede 3 ingredienti: il primo è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Noi li conosciamo con le rubriche Food Art e la gemma della settimana, che questa settimana sono combinate tutte insieme, sono in combo, come si dice, insieme con l'intervista. Voi sapete infatti che la terza regola invece per diventare cucinieri casalinghi orgogliosi di esserlo è cucinare. Noi lo facciamo o con la videoricetta della settimana, che è vuole sempre essere un viaggio, diciamo, abbastanza dettagliato o di tipo proprio storico, culturale, in una ricetta della tradizione italiana o straniera, che certe volte però sostituiamo con la video intervista a produttori, a cuochi, eccetera, perché a parlare di cucina e cibo sia chi poi fa con le proprie mani la cucina e il cibo. In questo caso noi oggi abbiamo una combo, appunto, perché abbiamo, l'intervista in diretta però, ad Angela Ferracci. Ma vi voglio dire un'altra cosa prima di salutare anche Angela e iniziare a parlare con lei. La seconda cosa per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è conoscere le ricette di cucina e la storia della cucina. In questo, lo sapete, ci aiuta sempre la biblioteca di cucina, cioè ogni settimana io consiglio un libro da leggere, magari anche prendendolo in biblioteca, perché no, insomma da avere. Tempo fa io vi consigliai l'ultima ostessa, Vita, passioni e ricette di Anna Dente, ricordi e rimembranze da nonna Maria alla figlia Angela, pubblicato da Comunica Edizioni e scritto da Paolo Massobrio, che abbiamo anche intervistato, ve lo ricordate, insieme con Angela Ferracci. E quindi oggi noi mettiamo tutto insieme, facciamo, ecco, una ricetta che prevede di mettere tutto insieme, e parliamo proprio con Angela Ferracci, la figlia di Anna Dente e anche la fondatrice dell'associazione Anna Dente. Parliamo proprio di tutte queste cose, del libro, ma anche della storia di Anna Dente. Angela starà con noi tutta la puntata, perché ho pensato che le storie lunghe e anche importanti, hanno bisogno di tempo per essere raccontate per bene. Quindi invece di fare una registrazione, mandare un pochino oggi, un pochino la prossima volta, ho pensato di dedicarle tutto il tempo oggi. E quindi, tornando a bomba, la gemma della settimana è questa: femmina cuciniera fuori casa. Anche qui una piccola parentesi: femmina cuciniera è l'espressione che si usa nel film I soliti ignoti. Se c'è qualcuno che mi segue dagli esordi si ricorderà che uno dei primi food art che ho fatto vedere è stato quel pezzetto lì di film. Ferry Botta a un certo punto dice: "Femmina cuciniera pigliala pe mogliera, femmina piccante pigliala pe amante".
Oggi si sarebbe accusati di maschilismo nel dire una cosa del genere. In realtà l'Italia di quegli anni era molto più semplice, molto più tranquilla, e quindi si poteva, diciamo, fare un complimento ad una donna dicendole che sapeva cucinare, che era una cuciniera, cioè che sapeva cucinare. Oggi noi parliamo della femmina cuciniera fuori casa, cioè della professione della cuoca che comincia ad un certo punto, di cui si parla anche oggi, e in generale appunto parliamo della ristorazione al femminile prima di quella che è stata una vera e propria codificazione femminista contemporanea, perché ci sono state delle donne che sono state femministe, in maniera, concreta, pratica, e basta, senza fare grandi discorsi, ma facendo tanti fatti. E secondo me, la storia di Anna Dente è bella ed è grande anche per questo motivo. Quindi ciao Angela. Ciao Gemma. Ciao, scusa se ho fatto un'introduzione un po' lunghetta, però volevo appunto tirare tutte le fila prima e spiegare insomma, tra l'altro noi oggi ci troviamo qui, è stato l'8 marzo proprio l'altro giorno, quindi insomma siamo anche noi, diciamo, donne che parlano di una grandissima donna, cuoca, ambasciatrice, fu nominata ambasciatrice, della cucina del Lazio nel mondo nel 2017, quindi una donna che ancor prima, diciamo, del modo contemporaneo, no, di affrontare la questione, sulla parità, è stata una grandissima donna e una grandissima professionista, una grandissima cuoca, che era tua madre. Sì, innanzitutto ti volevo ringraziare il tuo staff e tutti quelli che ci ascoltano per questa bella opportunità, perché sono 2 anni, poco più di 2 anni che mamma ci ha lasciato, ed è importante per me portare avanti il suo ricordo, proprio perché lei tra l'altro me lo ha chiesto in punto di morte, di continuare a parlare di tutto quello che ha fatto lei, ma soprattutto della voglia di salvaguardare, difendere tutto quello che c'è dietro la cucina, in particolare la cucina romana, e la storia di tutte le persone, uomini, donne, che hanno appunto lavorato tutta una vita come lei, proprio perché tutti conoscessero le meraviglie e i gioielli della cucina, ma anche diciamo, i prodotti in particolare della campagna romana. Sì. Quindi grazie, ovviamente, grazie, perché lei sì, diciamo, è stata una donna come dire, che fin da bambina si è distinta proprio questo suo spirito molto intraprendente. Fin da bambina voleva fare qualcosa di grande, quindi sicuramente questa sua esperienza di poter avere accanto a sé tante donne che lottavano ogni giorno per mettere da mangiare in tavola, ma anche che sapevano cercare ad esempio il cibo nei campi, no? Tutte le verdure piuttosto che diciamo tutti gli altri prodotti, e quindi lei ha imparato fin da piccola dalle nonne, dalle zie soprattutto, ma anche dagli zii, fratelli del padre, a conoscere ad esempio tutti gli animali domestici, come andavano allevati, come andavano anche ben trattati e quindi ecco, lei è riuscita a mettere insieme tutte queste sue conoscenze, che poi per lei era una cosa semplice, perché era stare tutti insieme, all'epoca si stava veramente tutti insieme, e sognare di fare qualcosa di importante, cioè di farlo conoscere al resto del mondo, perché questa piccola comunità dove era nata, appunto in provincia di Roma, meritava, secondo lei, di essere conosciuta ad alti livelli. E quindi
Andiamo, Aiutami. Angela, andiamo per ordine, diciamo, localizziamo nel tempo la storia, così ci Sì, seguiamo un pochino in maniera sintetica la biografia, così chi ci ascolta e magari non conosceva Anna Dente, oppure la conosce, però non nel dettaglio, diciamo, avrà più chiara la situazione. Allora, Anna nasce il 25 dicembre del 1943 a San Cesareo, che è una frazione sì, del comune di Zagarolo. E, sì, mi dicevi poi, mi hai anche raccontato che nel 44 insomma c'è la guerra praticamente, quindi Anna conosce suo padre soltanto qualche tempo dopo, perché nel frattempo, suo padre, quindi tuo nonno, viene fatto prigioniero dai tedeschi dopo l'8 settembre, viene sì, trasportato in Austria e lì, siccome era macellaio praticamente, lui va a lavorare in uno stabilimento di macellazione che prepara la carne in scatola. C'è scritto nel libro, che consiglio veramente di leggere perché è un pezzo della storia d'Italia, è meraviglioso questo libro. E quindi questo grazie. fatto di saper fare il macellaio non solo gli salva la vita, ma mentre tanti purtroppo soffrono la fame, gli permette di mangiare anche un pochino. Lui riesce a tornare a casa nel 45 e si ritrova, diciamo, San Cesareo, questa cittadina che è proprio afflitta, no, dalla guerra, e questa è la situazione praticamente in cui nasce tua madre. Allora, tuo nonno Emilio, appunto, comincia, siccome appunto sapeva macellare, ho letto poi dopo che comincia a fare, diciamo, ad aiutare a fare il macellaio casa per casa, cioè lui va ad Sì, aiutare sì, quelli a domicilio. a domicilio, quelli che, ma è una storia meravigliosa, guarda, quelli che allevavano il maiale, perché noi oggi alleviamo i canarini, il cane, il gatto per farci compagnia, ma un tempo era normale nelle realtà di paese, e c'era comunque la campagna anche in città, era normale, questo rapporto con l'animale, che te lo faceva tenere non dentro casa ma fuori casa per allevarlo e poi e uno lo allevava per mangiarselo. Quindi il maiale permetteva, diciamo, una sussistenza più abbastanza dignitosa, neanche, cioè non è che si mangiava troppo, anzi forse poco, però a tantissime famiglie. E tuo nonno va nelle case ad aiutare a macellare, perché chiaramente una macellazione esperta è, diciamo più migliore di quella fatta da uno che magari non è capacissimo di farlo. E allora si pagava questo servizio anche con la Sì. carne. E io ho letto che a un certo punto tuo nonno aveva talmente tanta carne che gli davano i suoi clienti, che non riusciva più a stiparla, e allora pensa di aprire la macelleria, giusto? Esattamente, esattamente. Diciamo tra il 47 e il 48 ha deciso di aprire la prima macelleria, tra l'altro, lì nel paese. E comunque no, lui ha continuato sempre con questa attività fino a poco prima di morire, e poi di tralasciare, di trasmettere ad altri questa tecnica, di andare a fare proprio il macellatore a domicilio. Io mi ricordo che ho avuto l'opportunità di andare un'ultima volta da delle suore in ciociaria che avevano appunto bisogno di macellare il maiale. E era una cosa normale, perché una volta l'anno si trattava il maiale, in modo che poi tutto quello che del maiale si poteva mangiare subito e si consumava. Il resto, chiaramente, tipo le salsicce piuttosto che il guanciale, tutte le altre, diciamo, pezzature venivano poi consumate durante tutto l'anno. Durante il corso Eh, dell'anno, questo infatti l'abbiamo visto più volte, no, che conservare la carne, cioè i salumi, la pratica del salume nasce proprio da questo, cioè dalla volontà di conservare, quella carne preziosa, che, si è ottenuta dopo la macellazione, che si fa una volta all'anno, ma che ovviamente non si può consumare tutta nell'arco di un mese. Anche lo strutto, abbiamo visto in passato per esempio che le s coppiette, per esempio, tantissimo, preparava tantissime coppiette, la queste carne strisce secca. di carne piccata col peperoncino, quindi faceva veramente di tutto.
Sì, 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 credo allora le coppiette non so deve esistere un equivalente locale che però purtroppo non conosco, però le coppiette sono una cosa laziale, che praticamente sono striscette di carne secca, conservata, che quindi poi uno quando cioè se la può mangiare o come snack, oppure nel tempo diciamo queste erano tante ricette, poi noi lo diciamo sempre, a volte le ricette nascono per motivi meramente tecnici, cioè non è che uno inventa il salame così si vanno ad ideare delle cose perché soddisfano il bisogno appunto di conservare, che è uno dei più importanti nell'ambito culinario e anche diciamo, una funzione che quando tu riesci a svolgerla in maniera sempre diversa, sempre più performante, cambia anche la cucina. Per esempio io lunedì prossimo, sulla verità lo anticipo, parlerò dei surgelati, cioè la surgelazione industriale che è un diversa dalla congelazione casalinga, la battitura, insomma ha permesso effettivamente poi se è un bene o un male non lo so, però ci permette di cambiare il modo in cui ci alimentiamo, cioè di mangiare molto più velocemente. Tornando però a tua Sì. appunto a tua madre, ad Anna, Anna che fa? Comincia a lavorare nella macelleria di famiglia a 6 anni, questa cosa mi ha intenerito tantissimo, gira la manovella della macchinetta per fare le salsicce. E mi immagino lei bambina. Sì, perché lei era figlia unica, quindi all'inizio chiaramente mi ricordava sempre che aveva paura quando a quasi 3 anni l'aveva visto per la prima volta nonno, poi chiaramente nacque l'amore, si innamorò di suo papà e essendo figlia unica, che per l'epoca non era così usuale, e quindi stavano sempre insieme. E E quindi questo è emblematico, scusami, ci tengo a dirlo però, perché vedi oggi si parla sempre una cosa che a me un pochino non so, non mi piace, si parla sempre in modo conflittuale del rapporto tra uomo-donna, no, il padre padrone, il padre severo. Invece vedi, ci so anche in passato, c'erano le manifestazioni contrarie, cioè tuo nonno ha talmente stima per la figlia che la prende praticamente a lavorare con lui, in sostanza, a lavorare diciamo, in un certo senso, ecco. Cioè la accoglie nel oggi si parla di mondo maschile, no, solo che esiste soltanto al maschile. Invece questo è un atteggiamento molto diverso, cioè Anna impara il mestiere del padre praticamente, tramite suo pa. No, io ti posso dire subito che in mia madre aveva questa caratteristica, lei sapeva equilibrare molto bene il suo spirito femminile e la parte maschile. E per questo che secondo me è riuscita molto. E anche grazie a mio nonno però, perché ricordo molto bene, no? Lui era del 1918, pretendeva e le ha insegnato a lavorare col suo stile, che chiaramente era quello stile autorevole di uomo, però ci teneva che lei mantenesse sempre la sua femminilità. Io mi ricordo le feste, i grandi pranzi, che lei era molto vanitosa e questo è stato molto bello, vedere questo suo modo di equilibrare queste la parte femminile e la parte maschile di lei, anche su quello che poi è stato il suo lavoro, che per lei era la sua gioia. Sì, perché lei proprio ecco, la parità, diciamo, quella bella, è rappresentata da tua madre, da Anna, prima e anche da altre donne. L'altro giorno abbiamo parlato della sorella, cioè ancor prima che si iniziasse a parlare di questo, nella maniera, diciamo, un po' troppo conflittuale a volte, secondo me, che si usa oggi, perché lei è un perfetto equilibrio, cioè lei impara tutto quello che può. Questa è l'impressione, no, che ho avuto io di una bambina, molto che si dice nell'ambito culinario di rubare con gli occhi, no, Sì, quando sì. entra in una cucina una persona nuova non deve parlare, deve intanto rubare con gli occhi, osservare con gli o studiare con gli occhi. Io ho l'impressione che lei faccia questo perché dal papà prende, la, conoscenza appunto della macelleria e della norcineria. E invece dal Quindi, lato femminile, cioè da nonna Natalina, dalla mamma Savina Maria, prende l'altro lato, che è quello della conoscenza del contorno della carne, cioè delle verdure. Tu prima dicevi che era normale andare a quello che oggi si chiama foraging, no, con un esattamente.
E adesso diciamo è una cosa un po' bizzarra, cioè diciamoci la verità, se conoscessimo qualcuno che ci dicesse: "Io per hobby vado a fare il foraging", ci sembrerebbe diciamo una persona un po' così particolare, no, invece in passato era proprio la norma, perché come ha scritto Paolo, a me è piaciuta questa definizione. Una storia quella di Anna è una storia italiana fatta di privazione e di solidarietà, ma nel campo culinario fatta di quell'ingegno che nel secolo scorso ha codificato il nostro ricettario partendo da una maternità certa, la fame. Col che non dobbiamo pensare alla fame, di alcune zone africane contemporanee, cioè ma la fame nel senso diciamo una fame non eccessiva, però quella che ti costringe diciamo a darti da fare e poi vivevamo ancora in un'epoca più, in cui il contatto con la natura era la norma, quindi se io ho fame che faccio? Vado in giro per i campi e vado a raccogliere le erbe spontanee. Ecco, questo ti posso dire, la nonna di mamma, quindi la mia bisnonna, nonna Natalina, che tra l'altro era una grandissima conoscitrice, esperta di cereali, di tutti i tipi di cereali, perché era ufficialmente la fornaia e la Mh. pasticcera del paese e anche dell'altro territorio da cui poi provenivano, perché loro si erano spostati dalla montagna, scesero giù diciamo in questa zona casilina e lei appunto aveva imparato diciamo tutta la parte appunto di fare il pane, diciamo di fare la pasta chiaramente a mano. Per quanto riguarda le verdure, nonna Natalina diceva sempre: la natura ci dà già tutto, ti dà tutto, basta saperlo cercare. Quindi come avevano 5 minuti, io me lo ricordo fino a che ce l'hanno fatta sia nonna Maria che mamma Anna, come avevano 5 minuti andiamo a fare le erbe. Si andava nella zona di Rocca Priora, più sulla zona dei Castelli Romani, a andare a raccogliere il parassato, piuttosto che insomma tutte quelle verdure, le erbe spontanee che c'erano. Ed era La cicoria ancora oggi si fa è tradizione che a sì, Roma si vada a fare la passeggiata, il problema è che anche in città, il problema è che è diventata un po' sì, sì, inquinata, quindi magari non è forse è meglio andare a raccoglierle, in campagna. Questa è una cosa, io lo voglio ribadire, è romana, ma è italiana, perché non è che solo nel Lazio vivevano così in quegli anni, esatto, ma sì. dappertutto. E mi piace che, anche questo voglio far notare, nel menù Osteria di San Cesario che a un certo punto tua madre apre, c'è proprio la parte del menù che si intitola "Le erbe", quindi questo fatto di mangiare tanta verdura, quasi anche qui è stata un po', diciamo ha preceduto, no, questa moda contemporanea delle verdure. Una volta nella cucina tradizionale, era normale mangiare tante verdure e tanti legumi. Angela, mi dice Federico che abbiamo un ascoltatore che ci vuole salutare, che ha telefonato. Gianni da Genova, giusto? Sì, proprio così. Un saluto caloroso e queste trasmissioni qua riempiono il cuore Eh, perché riconducono alla sensibilità e all'amore della famiglia. Proprio adesso io sto andando verso San Lorenzo alla costa e ci sono nelle famose Creuse e sto andando a raccogliere per esempio l'ombelico di Venere, No, la Cuttolida, il Tarasacchi adesso cominciano a fiorire, ma quelle piantine piccole riesco a prenderle, la Pimpinella, tutte piante importantissime che qua in Liguria siamo anche noi famosi per il famoso Prebugiù, ma soprattutto per i panzotti, che sono dei ripieni di queste erbe qui eccezionali, che sono buonissime in insalata, in zone diciamo così dove non c'è troppo passeggio e inquinamento. E io faccio sempre così perché me l'ha insegnato sia mia nonna che la mia compagna, che a sua volta da sua madre, da sua nonna l'aveva imparate, e sono un'essenza della nostra cultura e soprattutto poi fanno benissimo. Per esempio sui muri l'ombelico di Venere oppure erba scodella come la chiamano è di una bontà unica.
si sì, possono... Gianni, sono tante, o meglio, sono tante le persone che raccolgono ancora le erbe proprio come frutto di una sapienza antica e tramandata, non di una moda del momento. Quindi ti ringraziamo per questa testimonianza, ti mandiamo un caro abbraccio e adesso dobbiamo dare per forza la pubblicità, però ci continuiamo a sentire dopo. Grazie per la tua testimonianza, Gianni. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci tornati. Allora, per questa volta ho scelto comunque una canzone, almeno per il food art. Abbiamo detto prima, il food art ci aiuta a capire appunto che anche l'arte si nutre di cibo e questa canzone Domenica è sempre domenica era la sigla della trasmissione televisiva Il Musichiere alla fine degli anni 50, quindi sempre quest'epoca di cui oggi stiamo parlando, ma che stiamo anche celebrando, insomma, perché come diceva Gianni prima, ce l'abbiamo noi nel cuore quegli anni, perciò ne vogliamo parlare. E questa canzone, Domenica è sempre domenica, era cantata da Mario Riva alla fine del programma. Io ho scelto invece l'interpretazione di Claudio Villa, il cui vero nome era Claudio Pica, un romano che di più non si poteva perché era nato nel 1926 a Trastevere, perché anche lui, diciamo, un po' come il tempo del passato che viene
troppo spesso dimenticato, pure da troppe persone dimenticate, e anche lui è un cantante che è stato un po' dimenticato ingiustamente. E perché la domenica? Perché anche nella cucina, avevamo un rapporto diverso con la domenica, non esisteva il brunch che va tanto di moda oggi. La domenica si andava al ristorante e i ristoranti avevano dei menù particolari, dei menù di festa. Era festa perché, era la festa appunto del riposo cristiano, quindi anche questo rapporto, diciamo, un po' più stretto con la religione è una cosa, antica, no, che oggi invece perdiamo sempre di più. E sempre nel menù del vostro ristorante, Angela, vedo che Sì. l'abbacchio al forno con le patate è specificato che c'è solo la domenica. Nel bel menù che consiglio appunto chi ci sta seguendo di andare, si può vedere anche sul sito annadente.it, ma è veramente, cioè pure questo menù racconta una storia, perché allora, andiamo velocissimamente al seguito della storia di tua madre. Tua madre impara tutte queste cose, a un certo punto sposa tuo padre, il quale ha anche una azienda agricola, giusto? E poi dopo decide che vuole fare, allora andando a trovare le zie a Roma, no, si ritrova, diciamo, vive l'ambiente della cucina, del ristorante e poi decide che vuole aprire il suo ristorante a San Cesareo e aprirà l'osteria di San Cesario dentro i locali che erano stati quelli della macelleria di suo padre Emilio, giusto? Esatto, esattamente. E Sì, tu mi dicevi che comunque aveva un po', diciamo, non è che aveva proprio il tifo, ce la farai, andrà tutto bene, come si diciamo proprio di no, anche ecco, perché, come ci siamo dette varie volte, c'è sempre stata un po' questa considerare, no, la cucina romana, la cucina della campagna romana, in fondo un po' banale, mentre invece lei si era proprio data come missione quella di diciamo, rivalutare, ma far conoscere l'aspetto alto della cucina cosiddetta povera, che invece è una cucina con ingredienti di alta qualità, e quindi di ridare la giusta dignità a queste ricette, che poi fanno parte di tutta questa grandissima tradizione contadina, ma anche appunto di arte e dei mestieri. E c'è riuscita, perché lei ha portato tutto quello che lei aveva imparato, sia appunto nelle ricette che nel trattare i prodotti di prima qualità, l'ha portato a conoscere in tutto il mondo. una cosa che mi ha colpito è che sempre nel libro ho letto, che qualcuno dice: "Ah, ma non", le dice: "Non avrà successo il tuo ristorante perché tu cucini le cose che cucinano tutti in casa". Esatto. Ragazzi, ma la ristorazione una volta era questo, cioè non è che andavamo al ristorante per mangiare quello che non conoscevamo, ma andavamo al ristorante per mangiare quello che conoscevamo, che era la nostra tradizione. Il "lusso", tra virgolette, stava nel fatto che lo cucinava qualcun altro per noi, che probabilmente poi era anche più bravo di noi a cucinarlo, perché non è che, cioè, c'è anche una qualità dell'esecuzione della ricetta, no, una qualità degli ingredienti. E quindi Anna praticamente è una grande esponente di questo trasformare, ridare un orgoglio, diciamo, no, anche alla cucina casalinga. Cioè, perciò prima dicevo la femmina cuciniera fuori di casa, perché anche la sorella, ma tante ristoratrici che saranno state in tutta la Sicilia al Trentino, hanno fatto questo, cioè si mettono in una cucina professionale e preparano gli stessi piatti che si preparano in casa, perché non c'è l'uzzolo di mangiare qualcosa di diverso, non c'è la noia, anzi c'è il desiderio di mangiare i piatti della propria identità, e il cuoco che poi è di professione, semplicemente li esegue in maniera magistrale e con ingredienti appunto super. Quindi un'altra cosa che fa Anna, vedo, il menù è veramente una cosa incantevole, perché tu dicevi prima della cucina romana, io l'ho detto pure, purtroppo, è percepita, come una cucina grassa, pesante.
perfino talvolta volgare. Va detto che questa cucina romana che noi conosciamo oggi è una cucina della tradizione, e questa caratteristica, no, di essere cucine, diciamo di sostanza, appartiene non solo alla cucina romana, perciò io dico sempre quando noi parliamo di romano, viterbese, non lo so, di Reggio Emilia, in realtà stiamo parlando dell'Italia, perché parliamo di un tempo oltre che di questi luoghi. E quindi vedo che qui ci sono le minestre, cosa che per esempio oggi non si fa tanto, non si mangia tanto perché ci vuole il tempo per fare le minestre, le paste, e anche qui c'era il timballo della suora Anna solo la domenica. E poi c'è la carne il quinto quarto, che è appunto la carne residuale dopo che i tagli migliori sono stati appunto, preparati per la vendita in macelleria. Un'altra cosa che leggevo è che di solito il macellaio in casa non è che mangiava, bistecca fiorentina, giusto? Ma, in casa portava diciamo la parte residuale che vendeva di meno, e questo dà luogo ad una cucina invece sopraffina, che poi a un certo punto viene anche ricercata. Infatti adesso tanti ristoranti romani che sono fuori da Roma propongono il quinto quarto. Questo perché? Perché chiaramente prima, quindi tanti anni fa, proprio perché agli stessi macellai a domicilio, oppure quelli che andavano poi nei grandi mercati, anche a Roma, quando andavano appunto a lavorare li pagavano proprio con il quinto quarto, cioè con le parti meno nobili, considerate all'epoca meno nobili dell'animale. E quindi è chiaro che poi portavano a casa in famiglia le loro mogli, diciamo il cosiddetto le quinto quarto, tutti questi ingredienti, e quelli dovevano cucinare. Oggi non c'è più, perché oggi noi invece mangiamo la parte nobile, e però quindi nessuno sa più cucinare il quinto quarto, che insomma Si anche fatica lì pure a bisogna sapere trovarlo, si fatica saper pure a trovarlo. pensare. Ci sono delle ricette con quelle che chiamano a Roma le rigaie di pollo, sarebbero appunto è una specie di quinto quarto del pollo che pensa ci sta perfino la cresta del pollo in alcune ricette. Ma io ti dico la verità, non ho il coraggio d'andare dal macellaio e chiedergli delle creste di pollo perché secondo me mi guarda come una pazza. Cioè o gli dovrei spiegare: "Guardi vorrei provare a fare una ricetta della tradizione", perché se no, capito, perfino il macellaio oggi, a par il macellaio normale diciamo, poi c'è quello di ricerca che invece ce l'ha queste che è rimasto Beh, anche lui alla tradizione. È un po' difficile trovare queste cose. Ascolta, abbiamo un ascoltatore che ci scrive: "Buongiorno, allora Stefano da Roma ci dice: "Esiste ancora la trattoria a San Cesare o nel caso gradirei avere l'indirizzo". Allora, innanzitutto grazie Stefano e poi diciamo a Stefano di seguire Associazione Anna Dente su Facebook, che è l'associazione che Angela ha fondato per portare avanti la memoria, gli insegnamenti, il ricordo, la storia di Anna. Quindi Stefano segui per essere aggiornato su tutto quello che riguarda Anna Dente, segui Associazione Anna Dente su Facebook, Stefano e tutti quelli che ci ascoltano, e diamo anche la mail dell'associazione che è associazioneannadente@gmail.com per chi vuole scrivere eventualmente o mettersi in contatto con Angela, la quale Angela Ferracci anche lei è su Facebook. Allora, la trattoria, esiste, però, dici aggiornaci tu, Sì, Angela. sì, allora, l'indirizzo è sempre quello e adesso è condotta da due giovani chef, in particolare, che sono proprio originari, uno di Montecompatri, e quindi del paese di origine di nonno Emilio. E quindi loro portano avanti, diciamo, dopo la morte di mamma purtroppo, che ci ha colto abbastanza all'improvviso, e portano avanti, diciamo, le tradizioni, ma anche la loro cucina, quindi una cucina giovane, perché hanno 32 anni, che però, ecco, diciamo, ha grandi speranze per il futuro, proprio nel segno della tradizione. Perché loro diciamo lo posso dire che uno di questi 2 chef ha lavorato anche da Giacomo a Milano? Ormai l'ho detto.
No, lo sai perché lo voglio dire? Perché mi piacciono queste cose, no? Uno chef di Montecompatri che poi viene a lavorare da Giacomo a Milano, il quale veniva dalla Toscana, però è stato un grandissimo cuoco, anche Giacomo, veramente Giacomo Bulleri, un grandissimo cuoco qui a Milano e non era milanese. Questo per dire che la tradizione ha una identità locale, però tutti siamo d'accordo che la tradizione di tutti i luoghi ci piace e quindi a me piace, cioè non direi mai non vado a mangiare da Giacomo perché Giacomo non era milanese e invece mi trovo a Milano, perché posso invece apprezzare una cucina che posso anche stare lì a guardare le differenze, le similitudini, no? E quindi questi due cuochi, purtroppo appunto tua mamma è mancata poco tempo fa. E c'è anche una questione di cui si parla poco, cioè che succede a tutto quello che di grande, grandissimo ha fatto il cuoco in vita quando purtroppo non c'è più. Allora l'associazione serve anche a portare avanti, come dicevamo, gli insegnamenti, eccetera, però c'è poi il luogo, perché il ristorante è il luogo nel quale il cuoco ogni giorno esercita il suo talento e la sua arte e quindi nel momento in cui lui non c'è più, il ristorante può continuare però con le sue ricette tramite però le mani di altri. E quindi questi ragazzi, Sì. questi chef fanno questa cosa. Non solo questa però, hanno anche la loro cucina, giusto? Esattamente, io su questo punto vorrei, insomma, grazie per avermi dato questa opportunità. Purtroppo diciamo le personalità come mamma che sono riuscite veramente in maniera quasi miracolosa a portare avanti quella che era la missione che si erano appunto prefissa. Diciamo non hanno eredi, nel senso che difficilmente, e non sarebbe neanche giusto credo nei suoi confronti, si può tramandare, si può insegnare, però lei era unica, come lei sarà molto difficile perché appunto si concentrava in lei non solo una grande cuoca, ma una grande contadina, una grande macellaia, una grande conoscitrice. In più lei ti sapeva vendere l'emozione di mangiare bene, di stare bene quando mangiavi, anche grazie proprio alla sua presenza, al suo amore, e questo era fondamentale, era molto legato a lei. Poi è giusto chiaramente andare avanti e far conoscere quello che ha fatto e ognuno poi con la sua personalità e con la sua storia diciamo porta avanti gli stessi valori e quindi le tradizioni che magari fa proprie o sono proprio sue, proprio come in questo caso, perché appunto questi due ragazzi sono Andrea, si chiamano tutti e due Andrea e sono sia di Montecompatri che di Roccapriora, che sono appunto due cittadine dei Castelli Romani. Allora, diciamo che in questo libro, perché io vabbè sono un pochino di parte perché io ho studiato questo, critica letteraria, quindi sono un po' diciamo amo molto i libri. Diciamo che il libro nasce come strumento memoriale, cioè per fissare qualcosa in maniera diciamo un po' meno così aleatoria della versione orale. Quindi la cucina di Anna sta innanzitutto nelle ricette che tu hai fornito per questo libro, quindi noi possiamo fare un viaggio nella sua cucina anche, preparando certo, noi diciamo abbiamo i nostri limiti, però, nel senso che non potremo mai prepararle come le preparava lei, però diciamo, possiamo capire, no, che tipo di cucina era anche attraverso le ricette. Tra l'altro voglio dire un'altra cosa che chi mi segue da tanto sa che io sono un po', diciamo anche molto interessata a far vedere come tanta della nostra cucina contemporanea derivi dalla cucina degli antichi romani. Noi abbiamo parlato tantissime volte della derivazione delle lagane
no? Dall'Aganum appunto degli antichi romani, e vedo che qui c'è la ricetta delle lane, e con Alice e Mentuccia a un certo punto tu lo spieghi proprio che la lana è praticamente la contrazione di Laganum. Quindi noi abbiamo visto in passato, ci ho dedicato anche un articolo sulla verità a questa derivazione. Praticamente tutta Italia è piena di fettuccine o lasagne che derivano dall'Aganum degli antichi romani, e troviamo la conferma anche nell'Ultima Ostessa, in questo libro. Poi ti voglio dire un'altra cosa, ti voglio far vedere, non so se tu ci stai anche guardando, ma adesso noi facciamo vedere un pezzetto di sapone. Tu dirai: "Che cosa c'entra?" In realtà anche il sapone un po' si cucina, cioè si fa diciamo in pentola. Ora io non sono così esperta di sapone da conoscere questa ricetta. Comunque, mi ha lasciato Antonino Danna, che è un conduttore importantissimo, fondamentale di Radio Libertà. Ieri mi ha lasciato questo pezzetto di sapone e mi scrive: "Per Gemma, il pacchetto arriva da Federica Toselli. Buon sapone di casa per te che lo saprai apprezzare. Un caro saluto Antonino." Vabbè, Antonino è sempre carinissimo, quindi lo salutiamo anche da qui, e ringraziamo Federica Toselli, che è un'ascoltatrice che ha fatto il sapone in casa a mano e lo ha mandato ad Antonino, che ne ha dato un pezzettino anche a me. Quindi vedi, oggi stiamo un pochino celebrando, proprio stiamo facendo la puntata un po' dell'orgoglio, non so come dire, tradizionalista. Sì, è E vero. però io voglio ripercorrere con te velocemente, perché non abbiamo tantissimi minuti ancora, diciamo il percorso che ha fatto Anna dall'esercizio orgoglioso, bello, allegro, una cosa che dicono tutti. Dentro questo libro ci sono anche le testimonianze di chi l'ha conosciuta, da Oscar Farinetti, a Bruno Vespa, è molto tantissimi, VIP, usiamo questa parola, insomma tantissimi personaggi famosi, importanti, e lo voglio sottolineare, anche tantissimi uomini, perché come dicevo c'è un modo per rapportarsi con gli uomini in maniera dialogica e reciprocamente rispettosa, e Anna sicuramente l'ha saputo esercitare, perché mi ha colpito il fatto che ci sono tanti uomini che parlano meravigliosamente di lei. Carlo Cracco, devo dire che quando tu prima dicevi del ritrovare quasi la mamma, no, andando a mangiare da Anna, ecco la testimonianza di Oscar Farinetti dice proprio questo, cioè che a lui piaceva poi parlare con lei, sentiva un calore, no, e tanto che lei lo chiamava, racconta lui, gli telefonava, non dal cellulare ma dal telefono dell'osteria, e chiacchieravano più o meno una volta al mese. Sì, sì, ecco, ha scritto una cosa bellissima nelle Sì, testimonianze, perché nella bellissimo. sua padella c'era tanta umanità, e Sì. quindi lui ha scoperto mamma in uno dei suoi viaggi, poco prima di decidere di occuparsi di cucina e quindi di prodotti tipici, e quindi è proprio una testimonianza tra virgolette vera, perché veramente ha avuto modo di essere suo ospite, che in quella sera che appunto si fermò, uscì dal casello dell'autostrada e gliel'avevano appunto consigliato, e lui si è innamorato di mamma, tant'è che appunto riconferma ancora adesso con la sua amicizia questo grande amore che aveva soprattutto per la persona di mamma, cioè, oltre che per quello che chiaramente ha fatto. E quindi ecco, sì, effettivamente lei è riuscita tantissimo attraverso questo suo amore per la cucina e per la tradizione, la cucina tradizionale, è riuscita a conquistare tante persone, tantissime Perché veramente. quando Oscar Farinetti apre Italy di Roma, chiama Anna ad occuparsi, giusto, della cucina, dello stand, del corner, come lo possiamo chiamare? Sì, chiamò tutta una serie di diciamo chiaramente di ristoratori e di osti, e chiaramente ha voluto mamma, ma soprattutto proprio all'inizio, all'inaugurazione del reparto che c'era sopra, e ancora di più l'ha voluta all'inaugurazione
del padiglione Italy all'Expo di Milano nel 2015. E lì fu una grande esperienza, perché addirittura nonna Maria venne tutta vestita all'antica come una diciamo proprio col costume tipico della campagna romana, quindi col vestito tradizionale antico. Savina Maria, che era appunto la mamma di Anna, quindi tua nonna. E sì, infatti io penso questo, cioè la vicenda di Anna è bellissima, non per oggi si parla del successo, avere il successo, mi compro il Ferrari, queste cose così che io diciamo non stimo moltissimo. Per me il successo maggiore è lasciare proprio qualcosa ed è quello che è riuscita a fare tua madre, perché lei ha portato questa cucina locale molto fuori da lì. Cioè, noi abbiamo visto nelle foto che ogni tanto mentre parlavamo andavano in onda, abbiamo visto tua madre con dei cuochi cinesi, dei cuochi giapponesi che poi dopo hanno aperto Sora Anna in Giappone. Cioè, tua madre praticamente è stata una divulgatrice innanzitutto con le mani, cioè cucinando, è stata una divulgatrice della cultura produttiva, ok? Locale, sì, ma anche antica. Sia per quanto riguarda la carne che per quanto riguarda le verdure e anche, l'abbiamo detto prima, le paste, i panificati e così via, quindi ad ampio raggio. Ha divulgato questa cucina dove? Prima fuori dal Lazio nell'Italia, ma poi anche fuori dall'Italia, ma non, cioè ci mancava solo che arrivasse sulla Luna, perché veramente è incredibile vedere cioè ha toccato vari continenti tua madre con questa cucina, col suo cappello rosso che è un po' diciamo il simbolo, il marchio, no, di riconoscimento, questo cappello rosso con gli occhiali rossi che tu usi, poi lo possiamo dire che ha istituito, ci sarà l'anno prossimo il premio Anna Dente con l'associazione che vuol colmare appunto questa lacuna che comunque c'è, perché è vero che non è bello essere femministe combat, no? Quindi scagliarsi in questo modo come fanno alcune contro gli uomini, però è anche vero che effettivamente noi parliamo più di uomini in cucina che di donne e tu vuoi ribaltare la situazione. Quindi ci sarà con l'associazione Anna Dente anche il premio Anna Dente e poi hai fatto realizzare un disegno per un futuro libro a fumetti, giusto? Esatto. Era un sogno che io chiaramente ho voluto, era un sogno di mamma, poter diciamo trasmettere soprattutto ai bambini, alle nuove generazioni, ma soprattutto ai bambini, tutto quello che era la sua storia, quello che lei aveva imparato proprio da bambina. E quindi da qui ho avuto l'idea di dedicarmi a lavorare su questo libro per bambini e sono riuscita appunto a contattare Antonio Federico Art, che è un fumettista molto, molto seguito soprattutto sui social e con cui è nata anche una bella amicizia e che chiaramente mi sta aiutando a realizzare questo progetto. Per dire insomma ai bambini che c'è anche la strada della cucina alle bambine, ma anche ai bambini. Sì, ecco, lo spirito sarà proprio quello che aveva mamma con le sue le nonne, le zie, ma quindi anche con i cugini, con i vicini di casa, i compagnetti di scuola, cucinare insieme, fare qualcosa di buono, avere il piacere, stare bene proprio grazie alla cucina e a realizzare qualcosa di buono e di bello, che è buono da mangiare ma è buono anche da pensare, anche da pensare. Senti Angela, io ti ringrazio, ci devi aggiornare non appena ci saranno le novità del premio, del libro eccetera. Purtroppo dobbiamo chiudere perché la trasmissione è finita. Io spero di aver fatto un racconto esauriente della bellissima vicenda di tua madre. Ti saluto e ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio te, tutta la redazione, il tuo staff, la trasmissione e anche gli ascoltatori e le persone che sono intervenute. Grazie veramente. Grazie. Non manco
Grazie. Allora ricordatevi Associazione Anna Dente su Facebook per rimanere aggiornati. Io vi ringrazio, spero che questa puntata vi sia piaciuta e ci vediamo sabato prossimo. Ciao. Avete ascoltato Una gemma in